Allora, grazie all'Istituto che ci ospita qui, Michele è presente anche, quindi segue, facciamo bene le cose. Oggi sono arrivati finalmente gli amici di Firenze con Fiammetta, Mammino Inceneritore, Fiammetta cognome Battaglia e Salvatore Moretti. E sono loro che fanno da ponte con quella che è stata la loro iniziativa, che è cominciata, un'avventura è cominciata 2 anni fa, 3 anni fa. Proprio del comitato nel 2005, 2015, 3 anni fa. E quindi i primi accordi che noi abbiamo preso ancora l'anno scorso, insomma, con Nicolò, che siamo stati giù a Firenze. Insomma. Oggi comincia quindi la nostra applicazione e ci daremo da fare, insomma, per dare segnale che noi esistiamo, che monitoriamo la situazione. La monitoreremo in continuità, quindi saremo sempre attivi su questo fronte. Domani arriviamo anche con un'altra coincidenza, che è quella dei blocchi dell'auto, delle auto, gli Euro 3, però vi leggo una notizia che passa oggi sui quotidiani, che riporta una dichiarazione dell'assessore Bottaccin, che è l'assessore all'ambiente della regione Veneto, e dice: non c'è nessun obbligo, i blocchi si possono fare ma anche non fare. Non si capisce perché sono fatto. No, io non conosco, però riporto l'altro giorno ho fatto un'altra dichiarazione. L'altro giorno ho fatto un'altra dichiarazione, già fatto tutto. E allora dico, vabbè, ok, siamo a posto, siamo tranquilli, no, secondo lui. E soprattutto non si capisce perché hanno fatto un accordo di bacino padano, 4 regioni, con un sacco di milioni di euro a disposizione per bonificare la situazione, quindi mi sembra un po' una dichiarazione un po' avventata, quantomeno. Io cercherò di parlare poco e scrivere molto e fare qualche domanda, perché il mandato che loro ho chiesto è di darci delle applicazioni e indicazioni pratiche su come dobbiamo noi poi utilizzare queste centraline di monitoraggio. Per cui vi lascio la parola, abbiamo un po' di tempo e naturalmente si potrà interloquire, immagino. Grazie. Allora, io proprio parlo 1 minuto perché poi lascio la parola a Salvatore. Io sono del comitato Mammino Inceneritore che ha fatto partire questo progetto di monitoraggio della qualità dell'aria e penso che le ragioni siano comuni un po' a tutti noi, però volevo, scusatemi, ma prima di tutto ringraziarvi per ospitarci qui. Insomma, siamo molto contenti se questo progetto trova così anche il supporto di altre comunità e di altre zone diverse dalla nostra. E la nostra fortuna è stata di credere in questo progetto e riuscire a coinvolgere tante persone e trovare dei partner che ci hanno aiutato a svilupparlo concretamente. Tra questi partner c'è la rete Linux, di cui Salvatore fa parte, e Salvatore è una delle persone che sono state assolutamente fondamentali per riuscire ad arrivare a queste scatoline. E quindi poi vi spiegherà meglio tutto su dove metterle, come metterle, eccetera, eccetera. L'unica cosa che volevo aggiungere è che tutte le indicazioni di carattere scientifico, per esempio sul posizionamento delle centraline, perché è meglio metterle al primo piano invece che al quarto, a piano terra, eccetera, eccetera, ci sono state date in costante dialogo con un chimico ambientale che faceva parte dell'ente di controllo della nostra zona e che fa parte adesso di epidemiologia e prevenzione, che è un'associazione che si occupa in particolare delle problematiche dell'inquinamento dell'aria. Quella della rivista? Sì, è quella della rivista che è nota. Sì, è parte della rivista, è un'associazione e quindi
tutte le problematiche di posizionamento, calibrazione, eccetera, eccetera, vengono discusse, voglio dire, con persone che sono scientificamente affidabili e estremamente competenti. E quindi questo è anche un altro aspetto che abbiamo voluto che fosse parte del progetto. Quindi basta, finito. Salvatore, a te. Buonasera a tutti. Ecco, io in effetti appartengo al gruppo di Firenze Linux, un insieme di persone appassionate di varie cose, tra cui elettronica, che hanno creato una rete wifi su pacchetti di Firenze. Questo è un po' il nostro uso. Questa rete noi ci scambiamo di tutto, è una rete parallela a internet, ci scambiamo delle cose e quindi ci siamo detti perché non aderire all'idea delle mamme non ceneritore di monitorare l'aria. Il fondo è semplice, siamo in una piana, copriamo Firenze, copriamo la piana di Sesto dove sono state messe le centraline e quindi per noi è quasi venuto naturale partecipare a questo progetto sotto l'invito delle mamme non ceneritore. Questa è stata, diciamo, la cosa che ci ha messo insieme e ci ha dato lo stimolo a partire. Quindi noi, insieme al Fab Lab di Firenze che ha costruito le scatole, ha montato qualche centralina, ha costruito il cosino del sindaco, ci ha dato supporto per quanto riguarda la parte pratica, insieme a delle persone assolutamente volontarie, con le mamme, il comitato delle mamme non ceneritore a supporto di tutto questo, anche diciamo economico, e abbiamo sviluppato questo progetto. E soprattutto abbiamo sviluppato questo strumento che è la centralina di misura dell'aria. Lo so che voi siete degli esperti, mi hanno detto che sapete tutto su quello che è l'IM, su come agisce sul fisico umano, però io voglio spendere 2 parole per chiarire bene cosa misura la nostra centralina. È importante questo. Quindi voi sapete che il PM è un particolato, polvere sostanzialmente, PM10 perché è inferiore a 10 micron di diametro, PM2,5 perché è inferiore a 2,5 micron di diametro. Come lo si misura? Lo si misura, contrariamente a quelle che sono le centraline dell'ARPA distribuite sul territorio, o perlomeno come facevano fino ad ora, questo utilizza una tecnologia NASA. Praticamente mi ha sparato un raggio laser in direzione del passaggio di aria che viene generato all'interno del sensore. Quando quest'aria contiene delle particelle di polvere, questo raggio viene rifratto e quindi viene catturato da uno strumento elettronico, da un sensore. Più o meno luce, la quantità di luce che viene effettivamente catturata da questo sensore dà un'indicazione di quella che è la grandezza dell'elemento del granello di polvere, così, in maniera molto amichevole, granello di polvere. E quindi, facendo l'ipotesi che questo granello di polvere sia sferico, perfettamente tondo, eccetera, eccetera, che abbia una certa densità, una certa umidità, eccetera, eccetera, si riesce a stabilire quanto questo granello di polvere è pesante. Quindi, contando i granelli di polvere, sapendo qual è il loro diametro, eccetera, eccetera, viene fatta una stima, non una misura, ma una stima di quella che è la concentrazione di pulviscolo nell'aria, quindi microgrammi a metro cubo. Si fa quindi non è una misura, è una stima, contrariamente a quello che è la misura fatta attraverso il peso, quindi un filtro, faccio passare solo quella polvere lì, la sera vado lì con una bilancia, la misuro, quindi so quanta aria è passata e quindi so che effettivamente la concentrazione è quella lì perché la misuro. Questa qui non è una misura, è una stima, molto affidabile, molto vicina a quello che è il vero, ma è una stima. E così lavorano, però la differenza qual è? Intanto che questi sensori costano poche decine di euro e gli altri sensori costano
qualche migliaia di euro. Beh, quelli dell'ARPAT sono Anche 30.000 tutta la centrale, magari il sensore, No, si no, parla del sensore, quindi poi dopo metterli insieme. Questa è una differenza. L'altra differenza sostanziale è che quelli lì danno una media giornaliera del valore, questi danno una media, danno un valore istantaneo. Ogni secondo viene dato il valore di concentrazione. E quindi si riesce a vedere un andamento della concentrazione delle polveri durante la giornata, dividendolo ora per ora, minuto per minuto, se vogliamo, se avesse un significato anche minuto per minuto. Quindi questo è quanto misuriamo. Il progetto prevede praticamente l'insieme di una scatola in cui è racchiuso un sensore che vedete lì, lo posso alzare un attimo così. Guardatelo. Un sensore che è questo qui, che viene dalla Cina, l'aria viene aspirata da questo tubicino, entra qui dentro c'è il laser e c'è lo specchio, attraverso questa qui che è un aspiratore, una ventola, viene garantito un certo flusso di aria e attraverso questa connessione qui, questa elettronica qui, viene trasferito il valore istante per istante ogni secondo a quest'altro oggetto qui, che è un microcomputer praticamente. Questo è un microcomputer nel quale è stato inserito il software scritto da noi per leggere i dati, elaborarli e trasmetterli al database centrale del comitato che mamma e noi genitori hanno installato. Oltre a questo chiaramente c'è delle altre applicazioni, delle altre servizi che fa proprio questo oggettino qui per poter garantire intanto un collegamento remoto, quindi un collegamento attraverso internet della centralina e inoltre anche garantire una manutenzione che si possa fare da remoto, da casa. Lo possiamo fare noi, vedere la centralina come si sta comportando, se ha bisogno di un aggiornamento software perché c'è qualche errore o qualche cosa, lo possiamo fare. Quindi la centralina può essere manutenuta anche indipendentemente dal posto dove viene installata. L'importante è che sul posto ci sia un collegamento wifi, che penso a casa ognuno di noi oggi ha, e che raggiunga la posizione dove questa centralina viene. La presa di corrente serve? Sì. La presa di corrente? E serve anche la presa di corrente. Ancora non ce l'abbiamo a batteria. Sì, questa è la portata anche la presa di corrente. Posso dire? Sì? L'aria che viene dentro il sensore viene analizzata dopo esce da qualche parte. Sì, esce da questo tutto qua e si Cioè entra e esce. esce. Quindi non lascia depositi. Perché? No, diciamo che un po' di polvere, qualcosa rimane all'interno del sensore, ovviamente col tempo si sporca e per questo ha un ciclo di vita sostanzialmente. Ma non è che entra e esce da un'altra parte, entra e poi. Sì, comunque l'aria è quella che aspira e quella che aspiriamo noi. Mentre a noi la manteniamo nei nostri polmoni, quindi in parte da fuori. Non più sporca di quella che è entrata. Questo sicuramente no. Ecco, qui vediamo le prime, vediamo poco. Abbiamo fatto alcuni esperimenti con delle primissime centraline, le abbiamo messe a confronto tra di loro, abbiamo fatto delle prove, le abbiamo messe all'esterno e quindi diciamo che per un po' di tempo abbiamo fatto tutta una serie di verifiche a che fossero affidabili, a che fossero non tanto per quel che riguarda la misura, ma quel che riguarda anche il loro funzionamento, se il caldo, il freddo, tutte queste cose potevano in qualche modo dare noia. E qui arriviamo un po' alle caratteristiche che sono in questa centralina. Come si diceva, è alimentata attraverso una normale presa di corrente
consuma pochissimo, 67 watt al giorno, direi, non so se arriva al centesimo, no, di spesa per l'energia elettrica. Battora, ma quindi niente. 67 watt, sì, veramente molto, cioè pochissimo, c'è poco da alimentare, ecco, c'è un motorino da alimentare. Che poi non funziona sempre. No, non funziona sempre, va a cadenza. E poi ecco le caratteristiche di misura, riesce a misurare fino a 0,3 microgrammi per metro cubo, quindi l'elemento più piccolo che riesce a misurare è quello di 0,3 microgrammi. Ha una misura, diciamo, che va da 0 a 999 metri cubi, microgrammi al metro cubo, misura il PM10 e il PM2,5, con un tempo di ogni secondo quell'oggetto lì fornisce una misura del valore della polvere, del pulviscolo presente nell'aria particolare. Vabbè, poi dopo c'è le caratteristiche del controllore, non ha niente di particolare. È fornito di una rete Ethernet, di una presa Ethernet cablata, volendo uno potrebbe anche collegarlo con il cavo direttamente dal router. Però la scatolina non lo prevede. E poi quello che invece ha e che fa comodo è il collegamento Wi-Fi. C'è una SD in Italia, no? C'è una presa da uso per Sì, c'è alcune mi chiedevo per scaricarsi i dati, perché ci sono già sul sistema. No, qui direttamente non si può. Quindi noi vediamo giù da sì, i dati sono scaricabili dal sito, anche perché i dati vengono inviati già immediati sul minuto, non chiaramente ogni minuto, e non continuamente. Questo perché? Perché il sensore laser ha un certo numero di ore di vita, che sono 8.000 ore. 8.000 ore, facendolo funzionare sempre, arriviamo a un anno neanche. Però, facendolo funzionare 2 minuti e tenendolo spento 3, noi riusciamo a mandare un valore ogni 5 minuti e facciamo durare il nostro sensore 50. Quindi questo è un po' il trucchettino che serve per poterlo. Dove vengono inviati questi dati? Questi dati vengono inviati quindi una volta ogni 5 minuti a un database, un sistema di raccolta dati, un computer che è alloggiato a Firenze, nella sede del e al quale ci si può accedere attraverso l'indirizzo web. Vediamo se riusciamo a farlo da qui, attraverso l'indirizzo web. Sì, quello di Chiariatira. db@chiariatira.it, dove si vede la mappa, ora lo vedremo, dove si vede la mappa delle centraline e sul quale poi dal quale uno può anche scaricare i dati e quindi elaborarsi. Quindi anche i dati originali. Sempre mediati sul minuto. Anche perché non avrebbe senso avere tutti i dati. No, Quel è già tantissimo, ogni 5 minuti è già tantissimo. Il dato istantaneo ha il valore che ha. No, ma ci chiedevamo solo per così avere i dati, per rielaborare. Perché noi spesso lo facciamo con i dati app, che però possono migliorare nel caso migliore, e poi ci facciamo delle grafiche sopra per valutare le tendenze. In questo caso invece abbiamo i dati dal sito ogni 5 minuti, che è tantissimo. Dopo si guarda il sito, i grafici il sito li fa. Ora dopo faremo anche una dimostrazione pratica di quello che dico. Alla prima accensione, praticamente, quando la centralina non trova una rete Wi-Fi, praticamente si predispone a che un dispositivo, quindi anche con un computer, ci si possa collegare direttamente.
Quindi in questo modo uno riesce a fare la prima configurazione della centralina, a metterci alcuni dati che servono. Quindi bisogna collegare l'user, come si collega al computer? In Wi-Fi lei diventa un access point, quindi si presenta come una rete che si chiama PM centraline. Ma devi configurarlo anche al computer? Cioè Quindi col computer io mi collego a questa rete. La vedi come dispositivo? Come un dispositivo. Ci collego, poi digitando un indirizzo fisso, che è sempre quello lì, riesco ad accedere a un pannello che è di configurazione, una pagina di configurazione, nel quale ci sono dei dati fondamentali da inserire. Il primo dato da inserire è quello della rete a cui si dovrà collegare la centralina per accedere a internet, quindi quella del router di casa. Nome, SSID, termine tecnico, nome della rete e la password che voi conoscete e che avete, con la quale avete digitato con tutti i computer, dispositivi che avete, telefonini che avete in casa. Poi possiamo scegliere se inviare i dati a tutti i server, a quelli di Linux, a quello delle macchine inceneritori, a uno dei due o a nessuno se vogliamo. In questo caso non avremo nessun beneficio. Dopodiché c'è da inserire un altro dato che sono le credenziali di accesso al server. Questo per fare sì che non tutti, perlomeno in maniera indiscriminata, possano inviare dati al database, ma che in qualche modo ci sia un minimo di controllo. Tant'è vero che io ho dei codici e degli identificativi da consegnarvi che saranno quelli delle prime 12 centraline, che dovrete inserire appunto nelle varie centraline per poterle collegare. Quindi c'è da descrivere un codice ID, un identificativo, quindi un nome della centralina, un nome che potete dare, che generalmente è formato da codice della provincia, poi 2 punti, poi ci sono la città e poi c'è trattino il nome della zona. Questo diciamo è libero, può mettere la via, può mettere la zona, il quartiere, quello che volete sia. Una password che è assegnata già in quel caso lì, poi abbiamo un numero identificativo che è unico per quella centralina, quindi il database la riconosce attraverso questo numero identificativo. E poi la latitudine e la longitudine che possiamo ricavare dalla mappa sul punto. Va lì, guarda più o meno quali sono le sue coordinate geografiche e le mette questo perché? Queste servono perché poi la centralina venga localizzata effettivamente dal database nella mappa geografica del server. Poi ci sono altri numeri un pochino strani che ovviamente non vanno cambiati, che sono i parametri di calibrazione, come si diceva prima. Tutte le centraline nascono, diciamo, non calibrate, perché il sensore non lo è, e quindi forniscono dei dati che sono, diciamo, attendibili ma non precisi. Per poter fare questo, ognuna di queste centraline viene messa a fianco ad una centralina campione, una centralina di riferimento, che è uno strumento più costoso, certificato, guidato, diciamo, è in qualche modo affidabile, e quindi per una settimana, per 15 giorni, vengono confrontati i dati e i grafici generati da questa centralina riferiti a questa dello strumento campione. Attraverso questa comparazione vengono generati dei parametri, dei valori che vengono inseriti in questo. Questo lo facciamo a Firenze, insomma. A Firenze, sì, facciamo. È per questo motivo che questi dati sono disponibili, ma nel caso per cambiarli. Lo fate da remoto? Possiamo farlo anche da remoto. Cioè, fanno appena... La calibrazione viene fatta in loco. In fase di test. Dopo le calibrazioni le fate da remoto. Sì, lo possiamo fare anche da remoto. Quindi i dati possono essere inseriti anche da remoto. Quindi con questi qui praticamente uno
consente alla centralina di funzionare, di accedere al database. L'altra pagina che presenta la centralina è un po' uno specchietto per vedere come sta funzionando. Abbiamo un log che fa vedere, diciamo, via via i dati che sta trasmettendo. Una cosa importantissima che fa vedere questo pannello è il segnale wifi della centralina. È bene che questo segnale, siccome vengono indicati i dB, stia al di sopra dei 70, 75, 70 dB. Si leggono al contrario, più piccolo il numero e più alto il segnale. Non chiedetemi perché, è così. O perlomeno c'è un perché, ma non è per caso esclusivo su questo. Posso farti una domanda? Certo. Ma una volta che è stata configurata, non si fa più quella cosa, diciamo, se vuoi connetterti alla tua centralina, poi dopo passi dal server. Se vuoi Per esempio, sì. quando fai la calibrazione, eccetera, passo dal server, poi passo direttamente dalla rete locale in cui sono collegato. Però non usi più la connessione con la centralina? No, perché la centralina tutte le volte che l'accendo riconosce la wifi e a quel punto si collega lì. Privilegiata la wifi, poi dopo se non trova niente si mette in attesa che qualcuno si collega. Poi abbiamo rappresentato il fattore di correzione per verificare che sia quello giusto e abbiamo anche delle figurine che ci dicono in che stato è il sensore, se sta misurando o se è finito. Niente di questo. Poi ci sono due finestrine verdi dove c'è scritto yes dentro e quelle danno indicazione del fatto che la centralina sta inviando effettivamente dati vediamo se ce l'ho ancora che funziona. Dovrebbe essere, noi siamo la centralina 101 e questa è già connessa. Questo è il collega, questo è il pannello. Il pannello, come vedete qui in basso, qui ci sono due finestrine verdi, quelle dicono che quando sono verdi indicano che la centralina sta inviando dati al server e il server gli risponde che ha accettato questi dati. Poi l'altra cosa, diciamo, che può servire a capire è quella figurina lì dove c'è scritto pausa, che dice che in questo momento il sensore non sta misurando niente, è fermo, è spento, ma fra un 120 secondi partirà per fare le misure. E qui arriviamo invece a vedere il segnale wifi, in questo caso è molto alto, come vedete, perché siamo più vicini. Questo è importante, perché quando io la metto soprattutto è importante quei numerini che qui non quei numerini lassù, che vedete 29 dB vuol dire un segnale altissimo, molto buono, va benissimo. E lì lassù in cima invece leggerete il nome della rete di casa vostra. Se questo segnale è basso, può succedere che la centralina perda il collegamento con il server, oppure ce l'abbia in poco tempo. Non è niente di grave, perché la centralina, se non comunica, mantiene i dati e appena riesce a trasmetterli, li trasmette tutti insieme. Quindi non c'è nessun problema, però è bene che la centralina sia sempre collegata, in modo che non ci sia poi un accumulo di dati da dover trasmettere, quindi magari aspettare una mezz'oretta prima che l'abbiano trasmessi tutti. Quindi il wifi magari si spegne. Sì, ma uno in casa può speggerlo, accenderlo, magari c'è chi è abituato a speggerlo la notte, lo spenge la mattina, quando ricollega, riparte. Però ecco, questo segnale qui è bene che sia un pochino, chi va a installarlo gli dia un'occhiata, perché Meno di 70 sopra un valore inferiore a meno 75 dB. Questo è diciamo, sotto i 75 dB diventa effettivamente difficile poi ottenere una connessione. Scusa, quindi 25 va bene? 25 è ottimo. Ah, quindi ok, numeri in valore assoluto. Sì.
per quelli che devono studiare di più. Sì. Le fasi salienti per collegarli, quali sono? C'è qualcuno che è arrivato in ritardo, qualcuno che non ha capito bene. Lo facciamo. Lo rifacciamo. Lo facciamo. Breve, solo i punti che devo... Lo rifacciamo, lo facciamo con questa centralina. Che cazzo si vede? Sì. Allora, io adesso Troppo interno, stacco la connessione. Quindi noi riceviamo lo scatolotto della Gavis. Qui non ci vede lo scatolotto. Ok, quello abbiamo capito. Questo è il capo, chiaro. Non attaccate alla presenza. Grazie della sensibilità, è importante. Aspettate un paio di minuti, forse anche meno, non lo so, vediamo. A volte ci meno, a volte un minuto. Ci mette un po'. A un certo punto si dovrebbe vedere anche la centralina. Quindi adesso sta cercando il wifi. Adesso sta partendo, sì. Diciamo che sta cercando. Suspense. Perché non funziona così, quando vai a casa non è più la stessa cosa. Ho capito tutto, torno a casa, non è così. Non è così. Eccola là. Ok, centralina si è accesa e se avete un telefonino o qualcosa per collegarvi alla wifi, vedrete che se andate a cercare la wifi Centralina più. dovreste trovare centralina Centralina? PM, centralina maiuscolo PM. Ok, a A questo punto io ho il computer acceso, cerco e ora mi ci si è collegato automaticamente, mi scollego, cerco centralina PM, mi ci Da collego, wifi, sì. wifi, mi ci collego, siamo qui. A questo punto apro il mio browser, quello che mi serve per navigare in internet. Cosa usa normalmente? Qualsiasi non ha problemi. Qualsiasi non ha problemi. Internet Explorer, Explorer, Mozilla, va bene tutto. Mozilla va benissimo, Chrome va benissimo, Internet Explorer va benissimo tanto. A parte gli scherzi va bene anche quello. A parte che ha dei funzionamenti apposta. A questo punto c'è da fare una cosa un pochino difficile, che c'è da digitare un numero che non è un indirizzo. Nella barra in alto, non nella ricerca di numero, ma nella barra in alto, dobbiamo inserire il valore 192.168.100.5 slash, come si sa dire, alfetta. Alfetta. Questa è storica questa cosa. Ma ci sono le istruzioni dentro? Le sto scrivendo. Si verrà abbastanza automatico, però siccome molti si aspettano che io gli scriva gli assenti, che io gli scriva gli appunti, dato che ci sono. E voi attenti, Dovete arrivare sul coso, quando io vado sulla lista delle reti disponibili. Quindi mi ci collego e mi appare questo Aspetta, ci colleghi col computer, col browser. browser. Ok, perché col browser? Scusa, se io lo faccio disponibile non mi viene il browser. No, è questo. Queste sono Quindi le reti. fare un collegamento, gli dare il password, E qual è? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mi pare. Ah, tu vuoi fare? No, di lei. Di lei? Di lei. Sì. E quella dove la scopro? La lei non diciamo noi che è Ah, fissa della centralina. Ora deve essere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ma sinceramente non lo in questo momento. Però tu ce la fornisci. Io ve la fornisco Ok. scritta, la trovo da qualche parte.
Quindi ci si Il connette server, alla wifi di questo. questa password è come optional, pagamento a parte. No. Un caffè. Poi dopo Se vi siete capiti solo voi due. Cioè tutti questi dati ce li Tutti i dati ce li daranno. No, no, devi inserire tutti quanti quelli là. Latitudine, longitudine, eccetera, quello lì. e poi dopo Però solo Sopra devi inserire. Questi lo devo Allora, siamo fermi qua, Siamo fermi qui, ok? Sì? poi cosa fare? Come indirizzo ci metti questo qua. Si mette questo indirizzo nella barra su in cima, non quella solita, non quella di No, c'è. quindi noi seguiamo la zona, user non serve, Sì, lui già quello che metti tu, puoi mettere. Sono dati da inserire questi qua. E il password user e ce la dà. no, password ce la danno. Ce la danno. Sì. L'user, cioè, speriamo. User, usiamo È il nome della zona, sì. Il nome della l'uso zona. ve lo diamo noi perché Ah, ce la date voi. abbiamo 12 Questo Mentre il nome della zona, lo scritto casa XY, Poi il quartiere. quartiere. E dopo allora, sì, qui noi andiamo a cercare quelle che sono le wifi disponibili. metterlo tutto in fondo. Va bene anche come XY della localizzazione, quello di Google Maps, 45,51. Ah, sì, sì. Bastano 5 cifre dopo la virgola, Sì. perché ne dà Google è andato fino a 7. Ecco, quindi mi collego alla rete disponibile, in questo caso è il mio cellulare, metto la password di casa mia, 4, 5, 6, quella è la password del mio del wifi. del wifi. e faccio connetti. Rispremo la centralina e la devo riaccendere. dopo questo. Dopo questo, sì. Perché dopo funziona con quello. Dopo funziona questo. Potrei aspettare anche mezz'ora che si collega. Lì lasciamo tutto server Linux. Sì, ecco, l'ho fatto connetti. Allora, questi qui invece sono la scelta dei server a cui uno vuole collegare la centralina, quindi inviare i dati. Abbiamo messi che uno può farlo o non può farlo. C'è un server Linux, poi il mirror serve perché a volte ci sono dei provider, internet provider, che filtrano l'indirizzo e quindi c'è bisogno da passare attraverso un altro computer per poter eliminare, semplicemente per questo. Uno può anche scegliere nessun server Linux, siamo a posto. Però E poi l'ultimo, il server MNI è il server delle manifestazioni, cioè quello è quello ufficiale. ok. Quindi noi lasciamo più o meno così. Sì, questa l'ho trovata così. Sì, lo troviamo già compilato per la porterà. Sì. Poi a questo punto dovete mettere il nome della zona, della centralina. Noi abbiamo usato una codifica che la prima è la provincia, la sigla di Firenze, da voi sarà Venezia, 2 punti, la città, Este, Venezia, e poi trattino luogo, quartiere, via, nome della casa, quello che volete, che identifichi
una posizione della centralina. Quindi da questi 3 elementi si riesce a capire più o meno la centralina dove è localizzata. Poi devo mettere un user che per voi è Questi qui. sì, questi qua, per voi è forum dell'area. Tutto attaccato. Sì, Tutto attaccato, è tutto minuscolo. io li sto scrivendo. Poi abbiamo la password, e questa non ve la dico perché è scritta lì 4R14, chiocciolina, Ora sto preparando un R35, file. DR3. Ci sta, poi ti mando anche se vuoi su WhatsApp. Se no sta- E questo va bene per tutte le centraline. Ok. Poi dobbiamo dargli un invito che per voi parte da 51 e arriva a 51, 59 fino a 59, poi riparte da 80 e arriva a Comunque te lo 82. passo. Sì, comunque ce l'ho tutto. Anche questi mi dai indicazioni. Sì. Sì. Ti do un messaggio su Ce l'ho stampato. l'hai stampato te. Sì, lo so. Ecco qua. Sono questi. Sono per 12. Questi sono i numeri che vengono assegnati dalla persona, basta chiedergli. Questo per avere un po' un controllo sulle centraline che uno va a collegare. E la centralina va mista all'esterno, tipicamente al primo piano. Primo o secondo piano massimo. Primo o secondo piano, non al piano terra e non oltre al secondo, ok? E quindi tipicamente può essere su una terrazza, su una avanzale, meglio fuori però. Anche all'interno della... Anche all'interno della casa? No, nella casa no, sul terrazzo, ma all'interno. Ok. Perché no, pensavo come Sì, di solito Ecco, una cosa importantissima è che va montata così, non così, ma orizzontale. Perché questo? Per il fatto che il sensore deve stare in questa posizione, non può stare così addirittura. Perché falserebbe la risposta. L'ideale sarebbe una mensoletta. Come con le fiche, sta anche sospesa. Un po' difficile. La metti con il lato fissato. Poi tutta serie e poi però coperta da una cosa Può stare attaccata a una parete, deve stare un po' lontana e dalla strada. E dalla strada ha un senso stare a 4 metri piuttosto che a 1 metro, a 10 metri. Sì, ha un senso, perché magari proprio sulla strada uno Sulla strada becca le emissioni. parliamo di doppia carreggiata, una dimensione più o meno. Già sta al secondo piano, prende quello che è effettivamente il particolare diffuso e non la concentrazione. Cioè, per quello che si emessa da mette- qualche cosa, un veicolo che passa, eccetera. per quello a piano terra di solito non si mettono. Però protetta dall'acqua, questo sicuramente. Ah no, può stare all'acqua. È perfettamente stagno. C'è solo questo punto qua che va verificato un attimo che effettivamente il tubicino forse per il resto è stagno, quindi non ci sono viti passanti, anzi se uno la vuol fissare al muro è bene che non faccia fuori nella cascata, Meglio che non faccia fuori nella cascata, magari faccia una pensolina o qualcosa. Due staffette. Questa Le staffette la appoggi sopra. sì, questa così è perfettamente. La fissi sopra, insomma. quindi tipicamente quello che avete voi sono appoggiate da qualche parte. Sì, Vabbè, dai, un attimo di silicone, tanto ti metti sotto, li appoggi sul silicone, basta. una cosa da stare un pochino attenti è quella per cui non siano colpite direttamente dal sole. Perché questo? In inverno non c'è nessun problema,
d'estate magari ci sono dei terrazzi dove il sole picchia solo, qui se arriviamo a oltre 40 gradi, beh, è proprio l'elettronica che non risponde più. Noi non abbiamo avuto di questi problemi, perché le centraline sono state messe all'interno dei terrazzi, magari appoggiare qualche cosa, per cui proprio diretto non ci arriva, ma basta semplicemente metterci qualcosa sopra che lascia un po' d'aria. Non so, un pezzettino di legno così, una stuina, ma l'estate, se per caso dovesse succedere. Il freddo invece è meno insidioso, perché si autoscalda. E se noi volessimo fare una distinzione parallela a quella che fa l'ARPA, cioè il background urbano, il traffico e l'industriale, potremmo ragionare differenziando anche le scelte dove ci conviene, cioè se noi vogliamo andare a misurare il background urbano è meglio che non lo mettiamo sulla strada. Sì. E quindi nella varietà, nella distribuzione che noi abbiamo, dovremmo cercare di capire se c'è qualcuno che la mette sia su una strada ma anche la mette magari in una zona un po' meno inquinata, insomma. Se voi ci mandate... Perché dopo la media fa un riferimento. Sì, se ci mandate dove le possibili locazioni, diciamo, delle centraline, possiamo chiedere quali sono quelle più significative. Per esempio, per noi è stato c'erano tante disponibilità di persone che potevano mettere le centraline, però alcune le abbiamo escluse perché erano proprio sulla strada del traffico, altre perché ha un piano troppo alto, per esempio la sua, che la sua non ce l'ha, però è al quarto piano, i valori io ce la voglio avere, però sono sempre non significativi, perché questi del quarto piano sono troppo bassi, cioè non arrivano alle concentrazioni, non sono tanto alte, però anche la posizione rispetto alla strada del traffico, eccetera, è importante. Perché Cesare e gli amici di Cesare sono interessati a monitorare la situazione dell'aeroporto. Sì, allora. Quindi cosa facciamo? Stiamo al bordopista? Diciamo, per monitorare direttamente cose, per esempio, o emissioni di industrie o quello che può essere l'aeroporto, eccetera, bisogna anche pensare e sincerarsi se effettivamente il particolato, che è l'unica cosa che stiamo misurando, cambia significativamente vicino alla fonte di emissione. Ora, io sinceramente, se vicino all'aeroporto sensibilmente si avverte un cambiamento significativo del particolato, non lo so, però ne dubito. E quindi diciamo di solito gli inquinanti che sono propri e significativi per l'aeroporto sono per esempio i VOC, non sono come si chiamano, composti volatili. Sì, sono quelli legati a carburati. Esatto, e non tanto il particolato che si diffonde. Quindi diciamo utilizzare queste centraline per denunciare, tra virgolette, l'emissione di un impianto industriale, di un aeroporto, quello che sia, bisogna un pochino vedere se è quell'inquinante il significativo per quell'impianto. Non è detto che lo sia. Diciamo, il PM è un inquinante molto diffuso, è molto pericoloso, però a volte non è quello che ti dice, è anche molto, diciamo, le fonti di PM sono tante e quindi è difficile attribuire a quel dato impianto magari l'inquinamento. Però l'obiettivo è anche scoprire le differenze. Cioè noi abbiamo anche questo obiettivo qua di capire tra una zona rispetto a quell'altra, certo, proprio perché questo non c'è dato di capirlo dalla rete ARPA, certo, perché la rete ARPA non ci dà i monitoraggi sull'aeroporto, per esempio. Sì. Non li abbiamo, non li sappiamo perché solo l'emission trading è un'altra cosa, sì, e non li sappiamo se non magari occasionalmente. Sì.
Però potremmo scoprire anche questo, insomma. Sì, anche noi abbiamo un aeroporto, per esempio, però sul PM secondo me non si vede una differenza significativa. Però questo... Come? No, pensavo non sono sicura, perché io non sono un chimico ambientale. Però... il problema di accumulo, perché c'è lo stato del 10-12%, in più gli effetti delle volte, sicuramente ci sono. C'è un ritorno veicolare che è massivo delle volte, quindi non è che sia solo la Sì, lo capisco, però il particolato si diffonde molto, quindi non è detto che si possa riscontrare vicino all'aeroporto una differenza tra quella zona e una zona a 5 km, anche se ovviamente l'aeroporto contribuisce alla concentrazione di particolato totale, cioè noi stiamo nella piana fiorentina, una pianura circondata dalle colline, dentro c'è l'aeroporto, le industrie, un traffico mostruoso, l'autostrada, ovviamente ognuna di queste fonti contribuisce, però forse non è come una centralina vicino all'autostrada che si capisce quanto, ma si capisce mettendo centraline sparse qual è la concentrazione nella zona dovuta a tutte queste fonti inquinanti. Questo è un problema di localizzazione, ma la centralina rileva questi residui che vengono, queste polveri che vengono emesse dai carburanti? Il particolato, sì, certo. Sì, poi ci sono particolati primari che sono quelli, come dire, le sostanze pure derivate da combustione, derivate dai pneumatici, dai freni, anche gli elementi naturali, anche polveri. Sono i particolati secondari che sono reazioni fotochimiche, quindi sono puramente chimici, insomma. Quindi, hanno tempi di vita anche diversi. PM2,5 ha un tempo di vita più lungo rispetto al PM10, permane, viene diffuso in maniera diversa, cioè permane nell'atmosfera, nell'aria, con tempi che vanno nel PM10 fino a diciamo una settimana circa. PM10 ha un tempo di vita più lungo, 2 metri ha un tempo di vita più lungo. Quindi c'è anche questa piccola differenza che è importante anche segnalare. E si vedrà anche con i tempi diversi, insomma, nella rilevazione. Cioè, la produzione delle fonti ovviamente è al di fuori di quello che noi al momento possiamo ipotizzare. Poi chi lo sa, avendo tante centraline, avendo un tempo più rapido, magari si possono associare le oscillazioni giornaliere, qualcosa che finora non possiamo fare con l'altra, magari con delle fonti diverse, potrebbe essere, però in generale è difficilissimo, perché su questo ARPA ha cambiato di 180 gradi le sue informazioni, quindi prima aveva detto che era il 75% microindonesia, fabbriche e petrolchimico, e qualche anno dopo ha detto che era tutto le navi, qualche anno dopo ancora ha detto che è tutto le stufe a livello. Sì, questa era l'ultima risposta. Cioè, tre cambiamenti, quindi vuol dire, se loro cambiano completamente immagini, sono tutte stime, quindi immagino che... L'ultima volta che ho sentito io dicono che Venezia siano i barchini che inquinano più delle reti. Oggi forse non è il caso di dirlo, però forse... anche qui dove la Reni, perché però c'è un po' di realtà anche in questa. No, mi ricordo che nel 2010 sono uscite le famose torte che erano fatte in un certo modo, tutte industriali. Poi gli anni dopo sulle navi e sono partite tutte le polemiche. E poi 2 anni fa è uscito quello delle stufe, che poi è quello regionale lì nella... Non è che noi possiamo avere qualche dato in più, ma... No, su questo per esempio noi siamo partiti ovviamente con l'interesse per l'inceneritore che non c'è e non volevamo che venisse costruito. E allora abbiamo chiesto al tecnico, questo chimico, ma se noi mettiamo le centraline, nell'ipotesi che questo inceneritore venga fatto, poi si riesce a vedere una differenza? E lui ci ha detto no, non si riesce a vedere secondo me non ci sarà una differenza significativa nelle misure che farete
se si vuole capire la fonte di inquinamento ci vuole l'analisi chimica delle polveri, che però costa tantissimo di più. Che vede esattamente la che vede cosa c'è, se ci sono certi tipi di componenti, allora si può capire che l'inquinamento proviene in gran parte da... Non fa quasi nessuno, c'era un gruppo a testa che faceva. Questo è molto costoso, è costoso sia cioè il fatto di avere una centralina che filtra le polveri e poi l'analisi anche delle polveri costose. Allora noi adesso abbiamo una rilevazione per quanto riguarda i livelli di allerta che viene fatta a Portogruaro, a San Donato e alla Visuola. I livelli di allerta che decidono i blocchi del traffico, no? L'ARPA viene fuori con un bollettino. Questo bollettino fa riferimento a tre stazioni. Che sono fisse, no? Che sono fisse, che sono a Portogruaro e a San... No, sì, però fanno riferimento a delle stazioni che sono in zona poco inquinate, e quelle sono quelle che decidono che danno l'allerta oppure no. Quindi su questo si basa il dato, non su quella di Dio di Caria, insomma, cioè sono diverse. Sul corso del popolo. Sul corso del popolo c'è in via Tagliamento ce n'è una, quindi hanno scelto anche dei riferimenti in cui probabilmente è piuttosto bassa, insomma, proprio perché questo contribuisce a creare livelli di allerta e quindi se tu scegli quella che magari dà dati più alti è strategicamente meno. Ma perché penso che la normativa consente di utilizzare le cosiddette centraline di fondo che sono lontane da fonti di traffico. Per esempio a Firenze la centralina di fondo è in mezzo a un parco. Sì, la Visuola è così. Però è la normativa che dice di... No, cioè non è che volevo solamente segnalare che quando c'è il grado di allerta è stabilito in base a quello che succede in queste centraline strategiche. Quindi nel nostro caso che abbiamo intenzione di mettere vicino a una strada molto trafficata, è differente, se non vedo a 5-6 metri come a 10-15 metri. Sì, fa differenza secondo me. Anzi, forse proprio non sulla strada, non so, può essere forse più significativo. È un po' più scientifica, non proprio perché sei proprio in strada, basta una macchina di un camion diesel acceso schizza valori. Per me solo che capita frequentissimamente, la gente che fa in macchina. La respiriamo lo stesso, sì. però il treno si è spento con la l'obiettivo è un po' misurare la concentrazione nell'aria che mediamente respiriamo tutti. C'è da dire che comunque l'aeroporto viene valutato con un sistema diverso, cioè non contribuisce a darci i numeri che costituiscono la base di riferimento per l'ARPA, cioè è come un'altra parrocchia, però per noi è la stessa area. Certo. E il porto è la stessa cosa. Cioè è come se quella parte non venisse mai controllata, insomma. Capisci? Quindi è una cosa che per noi resta come un buco nero. Infatti è giusto, voglio dire, noi le abbiamo, ci sono le centraline a Quaracchi, ce ne abbiamo una, quella è proprio sotto l'aeroporto. Beh, ci guardi dopo. Non lo so, penso che vicino all'aeroporto c'è qualcosa. Insomma, diversi di noi abitano proprio sotto con l'aereo e basta così. Questo è il campio. Questa è la zona vostra? Sì. Brozzi, sì. Beh, sì, Brozzi non è proprio sotto. Se ne dovrebbe mettere anche noi, Perché sono già operative le vostre? Sì. Ora ce n'è qualcuno al giro, aspetta. L'aeroporto è, si vede la manina, sì, l'aeroporto è qua. E qui sopra in genere, vicino a Brozzi, qua è proprio la zona dove si abbassano gli aerei, molto densamente abitata.
cioè l'aereo si abbassa, passa sopra l'autostrada. La fatica, le strade qui, l'aeroporto. Il decoro da parte? No, è la stessa direzione. Sì. La pista è messa perpendicolare all'autostrada e arrivano da sotto, diciamo, e ripartono nella stessa direzione, tranne in condizioni di vento particolari che sì, è fase di decollo, immagino, gli inquinamenti maggiori che farsi aspirare. No, non lo so. Comunque anche un'altra cosa va detta, che una cosa sono le misurazioni che fa l'ARPA, una cosa sono le valutazioni, cioè loro tengono conto nei dati che vengono riportati nei mesi seguenti, perché per esempio il PM2,5 nei dati validati li vedete solo per le centraline di Portogruaro e quindi praticamente lo veniamo a sapere solo nel programma, nei risultati annuali, perché sono il risultato di valutazioni che vanno un po' a modificare il dato, cioè non sono una rilevazione, sono delle stime di quelle, cioè non sono i dati puri, insomma, e tengono conto della pressione atmosferica, tengono conto di un sacco di dati e quindi vanno a correggerli secondo loro, però sono, come dire, quasi artificiali, insomma, non sono delle rilevazioni vere e proprie. Tenuto conto di queste particolarità, queste limitazioni del dato che si ottiene. Nel caso noi rilevassero un certo posto qualsiasi che c'è una certa consistenza di dice, però non sappiamo cosa scrivere, perché potrebbe essere una stufa, potrebbe essere allora che uso ne puoi fare se poi dici solo che lì c'è questa cosa? Ma l'uso che ne fai è anche quello di intanto avere una segnalazione più puntuale, più legata alla situazione locale, poi di avere una sentinella continuamente aperta, quindi avere un controllo continuo e di organizzare in base a queste le nostre azioni, il nostro programma, insomma, che sarà quello di dire l'aria localmente ha un valore più grave o meno grave, perché si può anche scoprire questo e poi possiamo anche scoprire questo. Possiamo anche scoprire che quella strada, che quel canyon urbano è leggermente diverso rispetto ad altre zone. Quindi sono anche valutazioni che vanno ad interferire con quello che è il programma di valutazione che, per esempio, i dati di Spinea vengono presi a scuola. Cioè noi abbiamo i dati di Spinea, che ci viene detto che dove c'era una centralina per il monitoraggio mobile e viene riferita alla Visuola. Sarà così, è vero, non è vero, andiamo a verificare. Che vuol dire viene riferita? Cioè loro fanno un programma di valutazione e loro dicono che siccome l'agglomerato urbano ha delle caratteristiche, tutto quello che riguarda la diffusione dei PM10 è uguale che l'agglomerato urbano. Deve essere... Prendono, anche se l'agglomerato sta... Prendono la stazione di fondo più vicina delle stazioni, ma scopriremo se effettivamente è così, insomma, perché poi dati... Posso... Cioè, questo è quello che hanno fatto. Se tu con la tua cittadina, adesso quello che non è alto, loro raccontano con quello della Visuola, se è alto quello della Visuola dicono che effettivamente è una situazione di aria pessima dappertutto. Se non è alto quello della Visuola è basso, dicono che va tutto bene, però magari invece Spinea è caratterizzata dal fatto che sia passati. Se si guarda le relazioni trimestrali del Cafuscari che è stata fondata per fare questa cosa, ti dicono che hanno trovato dei livelli magari alti di PM10, la loro centralina che è sotto i reattori degli aerei, ti dicono che hanno trovato dei valori alti certi giorni di PM10, che però per valutare se questo è dovuto all'aeroporto bisogna sempre fare riferimento ai valori che ti dà la centralina a 8 km verso il parco della Visuola, perché si vede il riferimento. No? Per cui se HA per altri motivi che il valore è simile, l'aeroporto non inquina niente, non è una roba uniforme, per cui
A noi spetta andare a vedere se c'è una differenza o no, cioè l'obiettivo è proprio questo. L'obiettivo è che tu vai a riferire, vedere se quel giorno, o quello che è la settimana, cosa ti dà l'acqua dalla centralina del parco. Però i nostri dati saranno sempre considerati nulli dal compito, quindi loro non hanno nessun valore, perché c'è un processo di validazione, tipo di costruzione e il fatto che non c'è organizzazione dietro, loro diranno sempre bravi, interessante, ma non è un indicatore di intervenire. Però attenzione, questo come dire, loro come ente ufficiale, un po' come chiedere all'Istat che la misura che faccio io vado a comprare un gelato e dico costa troppo, loro dicono no, ti sbagli perché noi facciamo le medie statistiche con criterio. Questo è un discorso. Altro invece è che noi abbiamo uno strumento di pressione straordinario, perché a questo punto avremo una rete che in quantità e soprattutto frequenza è superiore a quella ufficiale, dove la rete ARPA, bisogna anche dirlo, è la stessa da 20 anni, perché sono 20 o forse 30 anni che c'è la stessa identica rete con le stesse identiche caratteristiche, la stessa frequenza di misura e la stessa distribuzione, anzi forse anche i dispositivi sono gli stessi e il numero di centraline non è cambiato, anzi forse peggiorato. A questo punto, siccome la tecnologia in 30 anni va con la legge di Moore 2 alla 30, quindi è andata su di milioni di volte, miliardi di volte, dico io, allora noi mettiamo a disposizione degli strumenti nuovi, che poi non abbiano le calibrature scientifiche, possiamo anche dargli l'ok, anche se però, come ci hanno appena spiegato loro, c'è una modalità di calibrazione molto attenta, per quello ci siamo agganciati con loro che sono veramente bravissimi, quindi loro hanno dato le stesse modalità di calibrazione, anche se non sono quelle riconosciute ad oggi da ARPA. Quindi noi abbiamo uno strumento parallelo che ha un'abilità notevolissima, perlomeno come opinione pubblica e come misura, perché poi il confronto. Le rilevazioni possono essere impugnate in un esposto. Vorrei fare anche un altro discorso che è più qualitativo ma è valido lo stesso. L'esempio dell'aeroporto. Ho una centralina sull'aeroporto e una centralina in un punto a 8 km e le confronto. Con questo strumento io so che gli aeroporti chiudono da mezzanotte alle 6 della mattina. Da mezzanotte alle 6 della mattina, pure il fatto anche che c'è una differenza di quello che c'era, però che la mia centralina misuri il valore assoluto buono, perché lo misuri sbagliato, però io vedrò sicuramente se c'è una differenza. E quella non me la dà nessuno, è valida. La differenza è valida. E posso dire che di giorno è molto più inquinato che di notte, che vuol dire che gli aerei inquinano. Questo è il dato che io posso dire. E questo è valido. Poi dopo è chiaro che la legge e tutti i resti, però è un'osservazione che posso fare sui numeri. Posso dire una cosa? Allora, una cosa collegata a quello che diceva lui è che noi abbiamo avuto un pochino lo stesso problema. ARPAT da noi ha delle centraline, nessuna in questa piana fiorentina, ma diciamo ai confini. C'erano in piana fiorentina e sono state dismesse nel 2010 e ARPAT ha sviluppato una modellistica, diciamo, matematica, e con un documento alto così, in cui con molti distinguo eccetera eccetera, poi insomma chi ha firmato sa quello che fa. Comunque con vari distinguo si dice che le centraline confinanti sono rappresentative della nostra zona, quindi quello che dicono loro, proprio il stesso discorso, è il valore, diciamo, di concentrazione che c'è nella nostra area. Questo qui non è vero. Quindi mettere delle centraline più diffuse capillarmente in una zona critica vuol dire prima di tutto segnalare che quella è una zona critica e che ha bisogno di centraline di misure vere, non di misure diciamo interpolate attraverso la modellistica matematica da altre. E poi quello a cui serve, diciamo, non è tanto il nostro compito di cittadini dire l'inquinamento viene da qui o viene da lì, è di dire guarda questa zona è speciale, non è come dici te che la centralina di fondo là mi dice quanto è inquinato qua.
Qua l'inquinamento è questo, noi cittadini te lo diciamo, quindi tu devi fare qualcosa. Prima di tutto ci puoi mettere una centralina ARPA che funzioni meglio e comunque ti devi occupare di capire da dove viene l'inquinamento, ti devi preoccupare di ridurlo, ti devi preoccupare del fatto che c'è. Quindi è uno strumento di pressione e anche di coinvolgimento di tante persone, perché ora voi qui siete sicuramente molto coinvolti, ma più persone sono coinvolte e informate e più la pressione è forte. Tra l'altro, lo saprete già, ma la normativa italiana è molto, europea in generale, è molto più alta come limiti di quella dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sì. E per esempio il PM 2.5, la normativa considera solo la media annuale e non considera i picchi giornalieri, mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha già un limite giornaliero che viene regolarmente superato nei mesi invernali, perché d'estate non ci sono polveri, d'inverno ci sono polveri. Se si fa la media annuale, estate-inverno, magari viene un valore buono, ma se noi misuriamo i valori giornalieri d'inverno vediamo che ci sono dei picchi, con una normativa dell'OMS che già li dice che sono picchi pericolosi e già loro stanno rivedendo i valori al ribasso, quindi anche questo tipo di informazione sulle normative, sul fatto che siano più alte di quelle che dovrebbero eccetera è importante e si fa passare attraverso anche mettendo centraline, perché poi le persone si interessano, cercano di capire come funziona. Ci sono tante informazioni, diciamo, relative che si possono dare. Ma io ho un'altra domanda, le rilevazioni che voi fate da 3 anni a questa parte? No, da un anno. Cioè queste centraline che abbiamo visto prima sono attive da un anno? Sì. E vi stanno dando dei risultati, giusto? Sì. Voi li utilizzate rispetto all'amministrazione comunale, alla regione, cioè avete avuto modo di... Allora, per il fatto che noi siamo partiti in realtà quando le abbiamo messe poi, non siamo riusciti a fare la stagione completa da novembre fino a marzo, perché insomma ci abbiamo messo un po' a mettere perché l'inceneritore non l'hanno fatto. No. Quindi l'idea, per esempio, quest'anno è di fare tutta la stagione completa dai primi di novembre fino a marzo, con 6 centraline specifiche scelte che il nostro tecnico seguirà più particolarmente, e su quelle di produrre un rapporto di informazione sull'andamento per poi diffonderlo pubblicamente anche, insomma, e far pressione per ottenere certe misure di riduzione dell'inquinamento, perché insomma questo avete già dati di diversi mesi, immagino. Abbiamo i dati forse dalle vacanze di Natale fino a marzo. L'inverno ma dopo marzo non succede più niente. Le polveri, la concentrazione di polveri sottili va da novembre a marzo, poi dopo è per ragioni di tipo temperatura, atmosfera eccetera, da marzo fino alla fine di ottobre non ci sono polveri. E sono i livelli sono bassi. È sempre così. Non dipende dal PM10. Non è che mai si sono fermati non c'è l'inversione termica che schiaccia, sì. C'è l'inversione termica che schiaccia i fattori 3, 4, forse 5, quindi effettivamente noi abbiamo dei picchi spaventosi perché ho visto i vostri valori sono più bassi dei nostri, noi abbiamo raggiunto 300 come la Polonia. A Spinea è arrivato 300, a Marghera 200 è PM10 200 e gli NOx hanno sforato i limiti, quelli sono molto pericolosi perché fa male ai polmoni. Quindi questa zona qua è molto, perché l'inversione termica qua è cattiva, quindi schiaccia moltissimo, l'emissione è notevole e quindi abbiamo 2 o 3 mesi, succede a gennaio, noi abbiamo i grafici, abbiamo tabellato i grafici ARPAV, il 2015 è stato un anno tremendo, perché abbiamo
c'è stato tra l'altro Alba l'ha tagliato perché è arrivato a 2,80 e poi c'era un buco e poi hai preso, ma si vede chiaramente che era andato fuori, che era andato a 300 fuori grafico. No, altro che 50, perché quasi gli sforamenti, 35 sforamenti li facciamo fuori in un mese e mezzo, quindi a metà febbraio sono già finiti e poi continuano fino a marzo. E il problema è che poi riprende, come dicevi tu, a ottobre, novembre. Qualche anno, perché l'anno scorso ho iniziato addirittura a settembre, prima delle stufe. Quest'anno è mai successo, prima della cessione delle stufe, quindi prima da colpa ai cittadini, alla loro stufa legna, è partito il primo 10 e ha raggiunto 150. Però così. A luglio invece l'ozono parte tantissimo, però sul problema dei monitoraggi, cioè non c'è solo l'ARPA che esiste sul territorio, anche l'ARPA viene controllata dall'ISPRA, cioè non è che lo Stato dà completamente mano libera alle regioni, le regioni fanno il loro lavoro, ma ci sono degli altri sistemi di controllo che sono quelli statali, il controllo del Ministero, quindi non esiste solo la rete ARPA, ma esistono anche altre reti che potrebbero dare anche dei dati diversi, quindi l'affidabilità su questo è molto alta, però ci sono anche, come dire, diverse modalità. Sai che gli spara quello che spara? Va bene che CNR, insomma. No, sai la storia di un po' di anni fa lo scandalo. Erano quelli che avevano sperimentato i sistemi per mandare i fusti tossici come dei missili sottoterra. Ti ricordi? Sì. È un istituto sperimentale. Sì, non fa solo quello. Scusa, se questo è il problema dei venti. Sì, sotto vento sicuramente. Si regola il funzionamento tenuto conto anche dei venti, perché nella parte nostra il vento è abbastanza stabile, cioè nel senso che viene dal sud-est e non dal nord-est. Non ci sono, per cui il vento viene, se qua a costo il vento viene o così o così, quindi dove posiziona rispetto a... Non so rispondere, chiederò. No, sei non hai il cioè c'è un vento abbastanza forte. Anche da noi c'è un vento abbastanza forte, però il nostro tecnico alle 11 del mattino quelle arpa di solito che si alza una brizza, c'è un vento dominante che arriva da sud-est, il vento a 50 all'ora. il movimento però viene da quella parte lì, non viene da quella parte. Faccio esempio di Marghera, quando viene in contatto con una contenta, e allora nelle zone qui che è quell'acqua, fino di più, c'è di solito dentro guarda una persona contenta, quindi qui vedi Marghera, però è meno male. Meno strafate, dal Carso, bisogna vedere se è un vento calmo, che ti porta a vento. Cioè di solito quelle dell'ARPA vengono messe, quelle dell'ARPA hanno un disciplinare, anche loro hanno un disciplinare e vengono messe sotto vento. Sì, non lo so, il nostro 47, lo chiedo. Però anche qua dipende dal PM che dipende, 2,5 si diffonde di più, permane per più tempo, quindi è quasi indifferente, insomma. Mentre il PM più 10 è un po' più, decade più velocemente, insomma. Abbiamo detto dove, abbiamo detto la manutenzione, che è un'altra punto di domanda che tutti mi dicono, ma perché noi non vogliamo metterci mano? No. La manutenzione
o va o no, non è che ci sia da fare qualche cosa cioè, una volta messa lì funziona. E se non va, sai cambiarlo. Ok. Capita sta cosa? Perché dopo tutti mi la mano, se no va bene. Il problema è che se ti passa Stefano che era sorto era quello del fatto che si può sporcare il tubo di aspirazione, e come facciamo a vederlo? A prescindere che se abbiamo vari punti di monitoraggio insomma, si riesce a capirlo probabilmente. Il tubo è trasparente, quindi se un po' si sporca si vede. Noi o all'interno con quel laser. 2 anni che ce l'ho lì sulla terrazza, ma non ho cambiato assolutamente niente. Il sensore, diciamo che per 3 anni ha la sua funzionalità, dopodiché andrebbe cambiato, perché il laser comincia a salirsi, sicuramente dentro comincia a essere sporco. Comunque si vede chiaramente dai valori che cominciano a essere degradati. Quindi possiamo prendere quel sensore e sostituirlo con uno nuovo, quindi non è che sia un'operazione impossibile. Quanto costerà? Sostituire il sensore significa anche ricaricolare la centralina. Quindi è un'operazione che fate voi? Dovete rimandarci da noi e ricaricarla. Ok. E il sensore oggi costa 30 euro. Su AliExpress. Cioè questo probabilmente fra 3 anni, insomma. Questo sarà 3 anni. Per quanto riguarda invece malfunzionamenti dovuti a errori di software, qualcosa di questo genere, noi possiamo collegarci alla ventralina da remoto e sostituire il software, cambiare qualcosa, farla ripartire. Beh, non avete avuto per il momento sui problemi? No, tranne all'inizio dove c'erano degli errori di software, effettivamente si bloccava, no, ecco, abbiamo fatto tutte le modifiche e le facciamo senza andare sul posto. Una cosa che ci ha fatto molto comodo è stata quel grafico del wifi, che qualcuno aveva messo la centralina in posto e dice ma a me non mi trasmette guarda, c'è il wifi, spostalo perché c'è un altro sullo stesso. Esatto, se io decido di spostarla poi devo anche riconfigurarla e comunque va a spostare, a essere già localizzata lo stesso? No, se la sposto intanto devo modificare la configurazione della connessione wifi perché non sarà la stessa. Sì. E poi manualmente dovrò rimettere i nuovi, come se i nuove coordinate geografiche. Ah, ok, va bene, però. E se gli voglio cambiare il nome gli cambio. Però va bene lo stesso, insomma. Va bene lo stesso. La centralina rimane identificata in quella maniera, quindi si porterà dietro lo storico della vecchia posizione e poi comincerà lo storico della nuova posizione. Ma spostarla significa spostarla, che ne so, da nord per esempio a est o di questo genere, insomma magari lo stesso. Anche di metri, di chilometri, insomma, se vuoi. Sì, va bene, poi non so, mi sposto dei 10 metri, sì, va bene. Sì, ma lo spostamento diciamo che è un evento eccezionale, non lo so. Certo. Bene. La centralina va proprio un posto scelto e poi lasciata lì, non è che dopo si fa le utilizzare servizi qua, poi si utilizzare poi riportare a servizi qua. Diciamo, penso che nella stagione significativa novembre-marzo dovrebbe essere lasciata dove si è messa per vedere l'andamento dei valori. Cioè, non lo so, almeno... Noi cerchiamo di non spostare, ecco, questo. Funziona qui come funziona a 100 km da qui. Si perde un po' quello che è la consecuzione, diciamo la sequenza delle storici, dei dati storici, perché a un certo momento in poi cambiando zona, volendo, volendo ce ne fa. per esempio se si vede se uno ne tiene traccia, guarda la vita buttata lì, sa che da quei giorni in poi i dati sono in un'altra zona. Sì, è possibile. Se uno a gennaio si rende conto che il
risposto forse non è più tanto significativo, non è venuto fuori un altro che potrebbe essere più importante, perché non si può spostare. Fino adesso non avete fatto il museo politico di San Tirati, non siete riusciti ancora? Ma sì, abbiamo fatto diverse iniziative pubbliche con le centraline, l'ARPAT ci ha risposto, il problema comunque è stato sollevato. Non abbiamo avuto molte occasioni di confronto. Però secondo me quest'inverno prossimo sarà più. Non ce l'abbiamo. Sì, però comunque loro hanno gestito questa fase dell'inceneritore con più di qualche manifestazione, insomma. Poi avevano anche il problema dell'ampliamento del mercato cittadino, quindi più di qualche emergenza loro l'hanno gestita appoggiandosi su questo. E ripeto, è come essere continuamente in manifestazione, è come essere continuamente sulla strada, perché con questo sistema noi possiamo in ogni luogo e in ogni zona segnalare il problema. Quindi questo è l'obiettivo, che non dobbiamo più aspettare quante occasioni e quanti comitati si sono succeduti per andare a chiedere all'ARPA delle misurazioni. Cioè io credo che quasi tutti i comitati abbiano sempre voluto questo dall'ARPA. Io mi ricordo con Spinea e con tante altre situazioni, a Vicenza anche lo stesso, che dicevano adesso arriva più traffico, avremo più inquinamento, chiediamo all'ARPA di venire, che non arrivano mai. Intanto il comitato si esaurisce, invece con questo sistema potrebbe subito misurare la situazione locale. Tante strade sono state gestite così, quanti impianti per esempio di generatori con biomasse sono critici. Quindi questo è l'obiettivo, poter misurare tutto questo. Io farei un intervento di questo tipo. Perché pensare a una singola centralina che rilegge il dato e si contrapponga all'altro? Avrebbe senso fare come le centraline di un certo che semestralmente pubblicano il fondo delle altre. In questo modo non penso politico. In questo modo non si vede fuori il rapporto contro l'altro, con la centrale privata, con il sacro privato, con la mano. Ma come vengono trovate? Come giusto, questo è anche l'obiettivo. Il problema delicato secondo me, perché non si fa così e si evitano tanti guai. Se invece poi dopo un mese, 2 mesi alla fine della stagione di osservazione si esce, si fanno i dati per la vaccinazione e poi si rischia anche di qualcuno dica che l'albe perché i dati quando non hanno fatto una situazione di questo tipo non cioè se tu vai a dati tuoi non serve procurare. No, se tu vai con i dati tuoi e dici va bene, io non previsti i dati sono allarmanti da un certo punto di vista perché sono diversi e faccio un'assemblea pubblica mi dico queste cose e la gente si incazza queste cose, non so se poi qualcuno ti dice, qualche altra autorità ti dice sì ma quei dati non valgono niente, quindi tu per noi, per l'aspetto istituzionale, per cui non stai portando ad altri. È stata detta questa cosa un mese fa, quelli di Milano, il Stato di Milano aveva adottato un sistema di migliurazione dell'aria, qualità dell'aria, con un'altra cosa, con un altro metodo, staccando trattavano delle fascette sugli altri, sui piloni, e loro hanno pubblicato gli atti e sono stati sommersi, e la cosa è finita, sono stati sommersi da critiche dei comuni, dell'ARPA, di tutto l'altro mondo scientifico, quello che devo chiamarlo, dicendo che erano dati perfino legalmente, ha detto che i dati non erano. Ecco, allora è chiaro che si giocano così, ma qualcuno potrebbe dire magari però
allora forse conviene, come diceva lei, adesso quando i centralini si saranno occupati, quando è la zona del 12, 15, cerchiamo di stabilire un posto dove i dati vanno tutti là, un posto dove starebbero i centralini che si presume collocati in maniera sensata, e alla fine dicono noi abbiamo rilevato questo, la rete ha rilevato questo. Perché allora possiamo anche trovare i cittadini e dire la rete ha ricavato questo. Quindi sta loro dimostrare il contrario. Perché altrimenti se fai un'assemblea di quartiere con le pubbliche sono dato qua, per poco. Però attenzione, io per esempio sono stato contattato da amici dell'Istituto di Fisica Nucleare che volevano fare gli incontri didattici con le scuole semplicemente adottando dei sensori commerciali senza neanche validare, no? Per dire che è un tema ormai noto nel circuito scientifico, quindi il fatto che esistano questi sensori a laser è una cosa ben nota, quindi non è che possono liquidare, no, perché sono strumenti che ormai sono in commercio da tempo, hanno un'affidabilità riconosciuta per, diciamo, entro certi limiti, e quindi non è che possono spararci a zero. Ora mettere un lenzuolo e aspettare che si sporchi effettivamente è una tecnica che si usava qualche tempo fa, c'erano anche delle tecniche più, diciamo, con una membrana, insomma quelle sono tecniche magari più difficili da calibrare, ma qui parliamo di sensori che sono di prassi utilizzati per misure al limite della misura ufficiale. Sì, anche se tu facevi delle misurazioni con un laboratorio accreditato internazionale, ti direbbero la stessa roba, perché direbbero ma sono troppo localizzate, quindi è sempre il discorso è sempre così, soprattutto tra enti scientifici, sempre così. C'è solo un'eccezione che hanno trovato molta difficoltà, quelli che hanno utilizzato, mi sembra a Milano, quella centralina per l'immigrazione, quella col tampone. Quelli sono assorbitori che vanno a verificare gli NO2. Però è un altro impianto. Costa un sacco di soldi perché le comprate. Se parliamo di NO2 costa meno. Quella che abbiamo dato a brochure della vita americana. Per misurare cosa, ti ricordi? Misurare la qualità dell'aria. Hanno so che dopo hanno detto che hanno usato tutti i filtri del sindaco e il sindaco ha fatto il caso che era tutto a posto dell'acqua. Allora, torniamo su dicendo so che costa 12.000 euro, quando viene riformato mi ha detto che facevano lo sconto a 11.000 euro. Però l'hanno usata a Milano, un po' anche di gioco alla giurisprudenza, c'è anche pubblicato sul giornale di Milano. Allora, comunque non è che sono quello che dicevamo prima, che bisogna fare una direzione sicuramente di essere trattato di fare dell'allarme. Allora, le centraline vostre appariranno tutte sotto nodo mestre nella stessa cartina, quindi già concentrate, e per ognuna, questo si può già far vedere, per ognuna apparirà come nelle nostre tutti i valori, i grafici già pronti, delle medie giornaliere, settimanali, mensili, forse anche, così, ora ve ne si fa vedere una. Saranno tutte segnalate nella cartina e per ognuna appariranno i dati che adesso arrivano qua. E l'altra cosa che volevo dire è, da una parte, come diceva Anthony, le centraline sono abbastanza affidabili, dall'altra noi siamo cittadini che ci siamo fatti la nostra rete di centraline che abbiamo costruito, le abbiamo messe, abbiamo rilevato certi valori, mi dici che non sono veri, me lo dimostri. Sei tu che mi devi dimostrare che io sbaglio, non io che ti devo dimostrare qualcosa. Quindi
va un po' rovesciato il discorso e la pressione secondo me che si può fare è abbastanza forte con una cosa di questo tipo, soprattutto in una zona come questa con i valori pazzeschi che ci sono. Assolutamente fuori da ogni possibile normativa, anche quella italiana che è abbastanza europea, che è abbastanza all'acqua di rose, però con concentrazioni di quel tipo non è che si possa dire dar la colpa al sensore, cioè è così. Sull'effetto che fa, allora io racconto un piccolo episodio che è successo pochi giorni fa. Non so se sia una causa effetto, causale per due cose. Allora noi ancora dal 2017 esistiamo con l'ARPA come comitato perché venga a fare una rilevazione con la centralina mobile nell'intorno dell'aeroporto, perché l'unica volta che l'ha fatto risale al 2008 quando c'erano 30.000 lavori in anno di meno. Non mi hanno quasi mai risposto, è passato del tempo e tutto. Allora, l'altro 15 giorni fa ho chiamato una dell'ARPA che mi sembrava più disponibile perché aveva fatto una ricerca nel 2005, aveva calcolato la stima di quanti erano le tonnellate di sostanze che venivano scaricate dagli aerei nei corridoi terreni di salita sotto i 1000 metri. E allora così parlando, poi io ho detto, cioè, voi non venite a fare delle rilevazioni e i cittadini si stanno organizzando per fare con delle cittadini di cose. Non lo so perché l'altro giorno è arrivata una lettera dall'ARPA in cui, facendo riferimento all'ultima mia cosa del 2017, diceva che adesso iniziavano a fare una rilevazione una cittadina mobile per risorse della terra. Evidentemente questa cosa che tu ti hai riferito, guardate che i cittadini, perché qualcosina questi non hanno detto subito. Ascoltate, sarà sicuramente un trucco. Comunque, cioè, il fatto che tu vai a misurare è un segnale che tu sei attento, sei presente. Manifestazioni, esposti, scioperi della fame, cioè devono essere sostenuti anche da altri riferimenti. Cioè, anche questo dato scientifico dà tutto un altro aspetto a chi vuole manifestare, chi vuole segnalare un problema. Cioè non è più, come dire, una sola opinione, è appoggiato anche da un dato scientifico, anche un atteggiamento un po' diverso, non è solo manifestazione, è anche conoscenza. Siamo pronti per la fine. Ok. Per la fine con il...